Oggi, nella rubrica dedicata alla scoperta delle nostre radici, parleremo delle case costruite con un materiale tipico del Campidano, su ladri. Tutto parte dai miei ricordi sollecitati dalla visione del centro di Uras. Da bambino, Fichetto, infatti, mi ero intrufolato ad aiutare alla preparazione di questi mattoni crudi di terra. Eravamo nella corte di una grande casa campidanese ancora visibile oggi. Ricordo bene questo composto nero fatto di terra, acqua e paglia, impastato coi piedi, inserito poi in una forma di legno e sistemato ad asciugare. Le prime tracce del ladri in Sardegna risalgono addirittura alla prima età del ferro, IX-VIII secolo a.C. Una tecnica costruttiva tipica del Campidano, ma comune a tante altre parti del mondo. Oggi le case costruite in ladri nel centro degli Uras sono state abbandonate ed è triste vedere gli effetti su di esse prodotti dall'incuria. Ecco perché abbiamo documentato queste immagini di cui rischiamo di perdere anche il ricordo. Gli effetti dell'abbandono su queste case mi hanno ricordato ciò che scrisse Alberto della Marmora nel suo itinerario dell'isola di Sardegna. Le case di Uras sono fabbricate come quelle di molti altri villaggi della pianura, non con vera pisea, ma con grossi mattoni non cotti, fatti con terra e paglia sminuzzata, che si dice ladri, e si collocano per strati gli uni sopra gli altri. Si bagna perciò la superficie dello strato inferiore ogni volta che se ne aggiunge uno, ciò che fa le veci di cemento. Questi mattoni, così, si collegano in qualche modo gli uni con gli altri ed è quello che dà a questi muri una grande solidità. Ciò però non ha impedito molte catastrofi, tra le quali citerò quella del 1827, in cui un uragano inondò tutta questa regione. Io vidi in allora la maggior parte di queste case disciogliersi come lo zucchero in mezzo all'acqua. Era un tristo spettacolo quello di vedere questo villaggio ridotto in pochi minuti in un ammasso informe di argilla mescolata a mobili, legna e tegole. Ma chiediamo all'ingegner Carlo Pettinao cosa pensa di questo materiale e delle tecniche costruttive collegate. Cominciamo da questo bell'arco in laderi, una chiara testimonianza che questo materiale è capace di resistere a discreti sforzi di compressione. Ovviamente, per avere buone caratteristiche statiche doveva possedere un corretto rapporto nella quantità di argilla, sabbia e paglia. Molto dipendeva dalle caratteristiche dei terreni della zona, che spesso variavano e venivano corretti aggiungendo uno dei tre materiali necessari, o argilla, o sabbia, o paglia. Oltre alla resistenza, i ladrini hanno qualità tecnologiche molto buone. La più importante è un ottimo isolamento termico e acustico. Nello stesso tempo la muratura è traspirante. La condensa, cioè il vapore acqueo che si deposita sulle murature fredde, come quelle in pietra, è un fenomeno che non esiste nei ladrini. Chiaramente, per un buon risultato dovevano adottarsi alcuni accorgimenti costruttivi. Una zoccolatura in pietra isolava la muratura in fango, sensibile all'umidità ascendente dal terreno. A Uras tale zoccolatura in pietra è particolarmente alta per proteggere da eventuali alluvioni. Altro accorgimento era la copertura in legno, che dava spinte verticali sulla muratura ed evitava pericolose spinte inclinate. Era necessario non realizzare qualsiasi impianto sotto traccia, particolarmente gli idrici e fognari, che comunque un tempo praticamente non esistevano nelle case. Poi era necessario avere un intonaco traspirante che non imbottigliasse l'umidità all'interno e conservasse la salubrità dell'aria interna. Ai giorni d'oggi c'è una ripresa dell'interesse per questo antico materiale, questa millenaria tecnica costruttiva, non solo per restaurare antiche residenze. Alcuni architetti lo utilizzano anche in nuove costruzioni.